Ciao, iniziamo un altro vlog qui da Montebelluna che adesso volevo darmi fare una passeggiata. C'è una bella giornata di sole, c'è qualche nuvola sparsa, però il sole c'è. E durante la mia passeggiata ero incuriosita di andare a vedere, vado di qua, così vado anche a vedere se la Stonefly ha veramente chiuso o era sulla tempa dietro, era solamente chiusa per fare la disinfestazione, quelle cose lì. Adesso ci do un'occhiata, perché io di scarpe della Stonefly ho preso, specialmente le scarpe da ginnastica le ho prese, poi ho preso anche dei sandali, per cui qualche volta ci andavo, ok, ai prezzi più alti, il doppio si può dire di quelli di Pitarosso. Nel frattempo è sparito il sole. Però sono ottime scarpe, per cui vado a darci un'occhiata. Ed eccoci in passeggiata qui nel fiumiciattolo al centro. È cresciuta quest'erba che l'ultima volta che ci sono venuta non c'era. Vedete che c'è proprio lungo tutto il fiumiciattolo, c'è quest'erba. Adesso continuiamo qui la passeggiata sulla ghiaia, poi arrivo fino a un certo punto che poi giro di là e vado a vedere il discorso della Stonefly. Ho attraversato la strada e volevo farvi vedere che qui il fiumiciattolo invece non è acqua pulita, ma comunque non c'è quell'erba cresciuta nel suo centro. Qui ho ritrovato quell'erba, adesso provo a farvela riprendere anche da vicino. Mi sembra che faccia anche dei fiorellini bianchi, come si chiamino non ho la più pallida idea. Comunque sta crescendo nel centro del fiumiciattolo. Incontro con le paperelle, c'è la paperella piccola e la paperella grande, guardate che bella che sono. Qui ce ne sono altre due di piccole ed una grande. Sono qui davanti alla Stonefly e hanno riaperto il negozio, però apre alle 4 del pomeriggio, adesso sono le 3:30 ed è ancora chiuso. Comunque vedo che ci sono i prodotti. Adesso devo andare a pagare un debito, nel senso che ieri ero andata a pesce e però non aveva soldi da darmi indietro su quelli che io ci ho dato, per cui ho un debito di 3 euro da riportare al pescivendolo. Però stavo quasi pensando di riprendere un po' di pesce anche per questa sera, visto che quello di ieri sera è andato completamente finito. E poi, visto che ci sono, volevo passare anche dal fruttivendolo giusto per prendere un sacchettino dell'insalata, quella già lavata, insacchettata, e vedere se c'hanno i fiori di zucca, perché mi avevano detto che oggi ce li avevano, perché adesso vediamo cosa riesco a combinare e a prendere. Allora, prima di tutto oggi sono passata da Tezenis, che ho voluto cambiare un reggiseno. L'ho cambiato dalla prima, ho preso la seconda perché la prima mi era troppo stretta, diciamo. Con la seconda mi trovo meglio. Allora, ho preso questo costume qui con questi, davanti è a righe così, dietro è a pallini, sempre nero e bianco, e ci ho abbinato il suo reggiseno nero. Altri costumi di Tezenis che ho già lavati, le mutande sono fatte uguali perché è lo stesso modello, cambiano solamente le tonalità di colore. Ho preso questo rosso e questo fantasia, e qui poi per terra ci sono le verdurine e il pesce che vi avevo detto che volevo portarci 3 euro, ma visto che poi ho visto le cappe sante, un altro po' di sugo, allora ho preso le cappe sante, il sugo, e poi sono passata dalla verdura a vedere se avevano i fiori di zucca, ma mi hanno detto di no, mi hanno risposto ancora domani. Ho detto no, guarda che domani non passo. E allora ho preso 2 confezioni di questa verdurina così tagliata mista, che l'ho pagata 1 euro a confezione, mentre
Qui del pesce di tutto ci ho dato 28 euro, sia delle capesante che del sugo. 18 euro sono solo che del sugo, perché mi ricordo che l'ha segnato, è abbastanza, diciamo. E sono qui sul sito di Sephora e mi sono accorta che tra le novità era arrivata la Norvina numero 3, se non erro. Sì, è il numero 3, perché la 4 è l'ultima che ho preso, poi avevo saltato la numero 2. Comunque è arrivata la numero 3 per un prezzo di 70 euro. Io la Norvina numero 4 che avevo preso circa un mese, 15-20, un mesetto fa, so che vi ho già fatto la recensione, l'ho pagata a 69,99 euro e 90, per cui c'è veramente poca differenza di pochi centesimi. Comunque questa è arrivata anche qui da Sephora, senza doverla prendere dal sito ufficiale, quello inglese, anche se vi devo dire che hanno una bella spedizione anche loro. Sto tentando di fare la cena per questa sera. Qui c'è una melanzana a cubetti e una zucchina a cubetti con un po' di cipollotto. Allora, per velocizzare la cottura ci ho messo un po' d'acqua, però adesso si sono come lessate. Io volevo che diventassero un po' croccanti da rosolatura, per cui adesso provo a aspettare che che sparisca tutta l'acqua e vedere se si rosola un po' il tutto, perché poi volevo anche aggiungerci 2 cucchiaini di pomodoro, tanto per colorare il tutto. Mentre di qua ho preparato le uova, quelle con il tonno e la maionese, e qui dentro ci sono le capesante che ieri sera non sono andate mangiate. Questa sarebbe la mia cena di questa sera. Adesso mi devo mettere di lena a stirare tutti questi capi, che sono un po' tantini. Poi qui volevo dirvi che io le magliette con le maniche corte, visto che le ho diverse, quelle che ho già messo e già lavate, le metto qui in modo da dare il giro a tutte le magliette che ho, perché sennò se io adesso queste le appoggio sull'armadio prendo sempre quelle sopra, non vado in cerca di quelle sotto, e di conseguenza mi metterei sempre le stesse, per cui in questa stanza dove stiro, dove c'è un po' di casino, metto le magliette, quelle già usate, così nell'armadio tengo quelle che devo ancora usare, così do il giro un po' a tutte. E un'altra cosa volevo dirvi, oggi mi sono, prima di stirare, che devo ancora farlo, ho guardato su internet per il discorso delle spiagge libere, come regolarsi quest'anno, perché quest'anno sulle spiagge libere in teoria dovrebbero avere messo dei paletti per indicare dove si deve mettere l'ombrellone per mantenere le distanze. Però da quello che ho capito e anche guardando su internet c'è un sito dove si deve prenotare il posto e quando si arriva loro ti fanno entrare e in teoria ti dovrebbero portare sul paletto che tu hai prenotato e lì metti le proprie cose, il proprio ombrellone, il proprio asciugamano e tutto quello che c'è di mare. Io adesso ho dato un'occhiata perché di solito noi nella zona di Bibbione andavamo al faro, però la spiaggia proprio del faro non è indicata in questa programmazione di quest'anno, ma è indicata la spiaggia subito dopo, per cui io adesso per il momento ho dato un'occhiata alla spiaggia subito dopo per fare questo discorso di prenotamento, però per il momento qui le domeniche sono sempre di pioggia, per cui devo ancora prenotare, devo ancora entrare proprio nel sito di prenotazione, perché nel sito di prenotazione ci sono scritte le varie zone, tu scegli la zona, ci ho già provato a cliccare sopra, però poi per andare avanti, per poter fare veramente la prenotazione, ti chiedono di iscriverti a questo sito, di iscriverti a questo sito, e loro ti fanno entrare e ti dovrebbero dare il numero, penso che vadano a numeri di questa prenotazione. Comunque quest'anno le spiagge libere dovrebbero essere messe così.
È un po' una rottura perché prima partivi, a parte che è il stesso discorso, solo che hai il posto prenotato, però prima arrivavi e ti mettevi dove volevi, adesso ti prenotano il posto e non so il discorso delle prenotazioni se sia molto ammucchiato o sia che si trova a posto, è tutto da vedere. Adesso vediamo le prossime domeniche se riesco a trovare un posto per fare una giornata al mare o cosa. Mettiamoci a stirare, ci sono maggior parte camicie. Per oggi di stirare ci ho dato, queste erano già piegate perché sono, adesso non so se si vedono, sono dei jeans. Ho stirato anche tutte queste camicie di qua, allora queste le appendo con l'appendino, queste sono camicie da lavoro e vanno messe via piegate così. Questi sono pantaloni che porto io, quelli di lino, che in questa stagione li porto molto molto volentieri perché sono sia freschi, ma se è un po' più freschetto mi vanno bene lo stesso, per cui li porto volentieri. Adesso metto tutto nell'armadio, nei propri scaffali.
è da febbraio che non usciamo più la domenica e oggi ci azzardiamo ad uscire, direzione Pedavena. Abbiamo incrociato la pioggia, per il momento non piove, speriamo. Guarda che sole che c'è, guarda piove. Sì, è vero, qui davanti ci sono sprazzi di sole, sprazzi di pioggia e comunque stiamo dirigendoci verso Pedavena e vediamo cosa riusciamo a prendere, se ci danno qualcosa da mangiare oppure no. Non so se l'avete mai visto, però abbiamo mangiato e qui stavamo facendo una passeggiata e hanno messo qui le piantagioni di luppolo e qui c'è scritto: stiamo realizzando il giardino del luppolo. Non avevo mai visto le piante di luppolo così da vicino. Tornata dal giretto. Praticamente ci hanno dato da mangiare. Dove abbiamo mangiato? Piuttosto di fare che il menù te lo dica il cameriere, oppure di doversi scaricare Quod, qualcosa del genere mi sembra che si chiami, e hanno scritto il menù sulle tovagliette, quelle di carta dove ti mettono sopra il piatto. Così per me è una soluzione ideale, come si sono organizzati. Mangiato anche bene, le brusche, avete visto le verdure pastellate, le bruschette e il dolce che sarebbe un tiramisù, tipo tiramisù. Però tutto questo l'abbiamo fatto alle 5 del pomeriggio. Adesso sono le 8 di sera e però prima di tornare ci siamo fermati a mangiare 2 palline di gelato, giusto per finire la domenica d'uscita dopo mesi. Comunque è stata anche carina come giornata, visto che era da un pezzo che non si usciva più. E iniziamo la mattinata con un po' di spesa. Sono qui fuori dai supermercati Cadoro perché ho un po' di spesuccia da fare, non molta. Sulla lista che mi sono scritta sul post-it ci sono 7-8 prodotti, non di più, però poi quando sono dentro vediamo se vedo dell'altro, specialmente nel reparto gastronomia, se vedo qualcos'altro. E anche per questa volta ho poche cose da prendere. 100 euro ci ho lasciato lì. Questo qui dovrebbe essere lo scontrino. In totale 103,12 centesimi. Per cui alla faccia delle poche cose che dovevo prendere. Comunque iniziamo a svuotare questa spesa. Una bottiglia grande di Coca Zero, ho preso del pane. Questo a forma così e questo a forma così, sono sempre delle cioppettine piccoline che a me mi piacciono così. Poi di qua ho preso 2 etti di pancetta affumicata, le cipolline grigliate, mi sembra che si chiamino, sì, una confezione di manzancolle in saor e qui ci sono i tomini, una confezione di acqua e iniziamo a svuotare tutto questo qui. Allora ho preso le uova. Nel reparto gelati ho preso il Kinder Bueno, che questo fatto, avevo già assaggiato il Kinder Bueno, quello che avevano fatto con il cono, però questo fatto proprio con la forma del Kinder Bueno snack non l'avevo mai assaggiato, perché ho deciso di prenderlo. Poi della Nuit, visto che erano in offerta, ho preso i mini.
sigari e ventagli per il gelato, qui i biscottini per il gelato, io li prendo, poi non sempre li mangio col gelato, perché anche per fare colazione, spalmati di Nutella o di burro di arachide, vi devo dire che sono buoni. Poi di qua ho preso Bontà Divina, panna cotta al caramello, che so che è buona, e sempre dello stesso marchio ho preso anche la cheesecake ai mirtilli, una confezione per fare il caffè, una confezione di insalata russa che rispetto a quella della Famila, questa di Cadoro mi piace di più perché ha un altro sapore, sa più di maionese con verdure, mentre quella della Famila sa meno di maionese, per cui questa mi piace di più. Una confezione di Limi, che qui sotto ne intravedete già un'altra. Poi una confezione di Lotus biscotti, che questi so che mi piacciono, sono quei biscotti al caramello che di solito ti danno nei bar con il caffè. Una confezione di Santa Lucia, qui ciliegie, mozzarelline ciliegia. Ho preso due creme, qui ne vedete una, questa è crema ai piselli, perché anche se inizia il caldo, tra virgolette, perché come oggi non è una giornata molto calda, infatti vedete che ho sulla felpina, ma anche se la temperatura non sono quelle invernali, non scaldandola proprio completamente, riesco a mangiarli questi zuppi anche in questa stagione, per cui questa è crema ai piselli e questa invece è vellutata ai carciofi. Poi di qua era da un pezzo, di solito queste salse, perché c'è questa che ho preso io è all'arancia, poi ci sono salse alla pera se non erro, e qua altri gusti che adesso non saprei dirvi, sono quelle salse da mangiare con il formaggio, è tipo una mostarda più leggera e ho preso questa. Visto che c'era, ho preso il ragù fatto da loro, secondo me lo fanno buono, io una confezione così mi basta per 2 paste, per 2 persone, per cui lo divido a metà, lo metto nelle ciotoline da congelatore e lo congelo. Una novità ho preso, non l'avevo mai presa, spero che sia buono perché c'è il 30% di zuccheri in meno, la nocciolata crema alle nocciole e della Rigoni di Asiago. C'era la classica, io la chiamo sempre Nutella, però la chiamano nocciolata al cacao e nocciole, questa invece è esclusivamente crema di nocciole, non so se sia buona, spero di sì, è la prima volta che la prendo. Poi di qua ho preso una confezione di pasticcio già fatto, ho ripreso un'altra confezione di manzancolle, solamente che queste erano nel reparto gastronomia dove preparano già i prodotti fatti, e questa che vi ho fatto vedere prima era nel reparto sì gastronomia ma degli affettati che te ne danno quanta se ne vuole, per cui visto che sono buone queste manzancolle le ho prese entrambi, anche giusto per assaggiare entrambi, comunque la fanno sempre loro. Ho ripreso i wafferini della Balsec, che qui vanno molto mangiati, questo mix di wafer sono molto buoni. I Buongiorno del Mulino Bianco, questi per me non sono una novità, so che mi piacciono, mentre come novità ho preso il gusto del grano frollini ai cereali e mandorle biologici, questi non li ho veramente mai presi e sono da assaggiare. Poi come olive, questa volta ho preso queste olive verdi di Puglia, mai assaggiate neanche queste perché di solito prendo quelle alla cerignola, ma questa volta ho voluto prendere questi qui e speriamo che siano buone. Poi qui dentro c'è una confezione di latte
La maionese, questa qui salsa tonnata, che è quella che prendo sempre, una confezione di Similtan, una confezione di pancetta affumicata a dadini, e poi ci sono le bibite, il limì che vi avevo fatto vedere prima, che ne ho prese 2, poi ho preso il chinotto, la Pepsi e l'oransoda. Ed ecco qui tutta la mia spesuccia di oggi, che sono partita volendo prendere 3 cose, 8 cose avevo contato, poi ci ho aggiunto le olive, ci ho aggiunto le mazzancolle, le zuppette che non le avevo scritte, però le ho viste, le ho prese. Ci sono stati prodotti che ho aggiunto strada facendo. Sono qui nel parcheggio di Tigotà perché ieri quando ho fatto la spesa me l'ero scritta di prendere la polvere, poi sarà anche per questione di abitudine, però mi sono dimenticata la polvere per la lavatrice, per cui ho deciso questa mattina di venire qui al Tigotà. Avrei giusto 2 cose da prendere, la polvere e il Calgon, perché sempre il Calgon in polvere, perché da Cadoro non ce l'hanno e tengono solo le pastiglie di Calgon oppure quello liquido, mentre al Famila so che costa di più il Calgon perché l'avevo preso tempo addietro quando non si poteva uscire dal comune. So che mi serviva e l'avevo preso, ma l'avevo pagato di più, per cui adesso speriamo che qui i prezzi siano rimasti quelli di prima. Questa è la microspesa fatta al Tigotà, il Calgon in polvere. Questo è carta igienica Scottonelle, quella con Maxi, con olio di argan, e di qua ho preso 2 confezioni di detersivo in polvere. Questo qui, fantastico bianco, e uno della Soft. Visto che erano in offerta ne ho preso 1 e 1. Oggi passeggiatina qui nella parte che preferisco, ma come penso sicuramente si sta registrando, stanno tagliando l'erba dai lati qui, per cui si sente. Qui cerco di evitare le pozze d'acqua, perché sono giorni che piove. Oggi c'è un po' di sole e ho deciso di fare questa passeggiata di qua. Sto per fare l'altro pezzetto di percorso che mi piace fare in mezzo qui a queste piante, a questo verde, e per la prima volta sto camminando con la mascherina messa al polso, perché vedo che lo fanno anche gli altri, per cui se si incontra qualcuno, se ci si la mette qui, devo stare attenta a dove metto i piedi. E cosa stavo dicendo? Se si incontra qualcuno, ci si la mette. Mi sono incartata su quello che vi stavo dicendo. Se no, per il resto, per fare queste passeggiate si può iniziare a stare anche senza. Sono però cresciute qui le rame rispetto all'ultima volta. Sono più invadenti nel percorso rispetto alla volta precedente. Non so se con il tempo decidono di tagliarle o cose, perché vi dico che l'anno scorso in questo periodo non le facevo le passeggiate perché era scoppiato il caldo, e troppo caldo, quello proprio estivo, non ce la facevo. Invece adesso c'è quella temperatura che anche l'arietta, c'è il sole che scalda, però l'arietta è ancora un po' freschetta, che si riesce a camminare tranquillamente. E di qua, in mezzo a queste piante, c'è il fiumiciattolo. Penso che lo vediate. L'acqua è bella sporca. Comunque questo sarebbe vicino al fiumiciattolo. Dopo
quella parte in mezzo alle piante, poi il percorso più o meno si apre e diventa così. Ne sto facendo un pezzetto di più, visto che sono partita prima del solito. Come orario sono un po' in anticipo nel tornare indietro, per cui sto facendo questo pezzettino in più, diciamo, rispetto al solito. Qui le paperelle appollaiate, vedete quante ce ne sono qui? La chiamiamo la loro spiaggia privata. Comunque sono super carine vederle così messe tutte insieme, di più grandi e di più piccole ce ne sono. Da qui il percorso continuerebbe da quella parte, però adesso diciamo che basta per oggi, che non la faccia troppo lunga, pensando che poi devo anche tornare indietro, per cui adesso dietro front e si ritorna alla base. E forse mi conviene anche per la nuvola che c'è qui davanti, che di solito in questi giorni queste nuvole lasciano cadere un po' di pioggia, e vi dico che non mi sono presa l'ombrellino. Sembrerebbe che le nuvole qui scure, che potrebbero portare pioggia, rimangano lì verso i monti e che non scenda qui la pioggia, che perché nel frattempo ho già camminato un'altra mezz'oretta abbondante e non ha piovuto, e neanche si sono spostate da dire che arrivino qui, speriamo bene. Qui è quel pezzo che nell'andata stavano tagliando l'erba dappertutto, adesso si sono un po' calmati, però c'è quel profumo di erba appena tagliata. Vedete quel macchinario? Cerco di avvicinare l'immagine. Quel macchinario che c'è qui davanti, stanno ripulendo il fiume da un'erbaccia che è nata, la stanno pulendo. Nel ritorno mi sono fermata nella gelateria Opera e ho anche preso 1 chilo di gelato, visto che adesso è caldo. Tenete conto che questa mattina alle 9 e mezza erano 19 gradi, a me la felpina non dava fastidio, riuscivo a portarla. Adesso che sono le 5:15 del pomeriggio, le 17:15, sono 27 gradi e mezzo. Ho tolto la giacchina e sto sudando, anche perché sotto ho i jeans che avevo anche questa mattina, però vi devo dire che adesso mi fanno caldo. Adesso è meglio che mi sbrighi a mettere il gelato in congelatore, che non si stia sciogliendo anche quello. Sono le 9:05 di mattina e ho già fatto 2 posti. Sono passata su un negozietto vicino casa a prendere un po' di pane, un po' di affettati, poi ve li faccio vedere. E adesso sono appena stata qui al mercato agricolo, quello di Vedelago, che ci sono 3 bancarelle di numero, una di ortofrutta, una di formaggio e pane e una che vende olio, vino, qualcosa del genere. E comunque ho già fatto la spesa dall'ortofrutta, dalla bancarella che vende frutta e verdura, e dal formaggio e pane, e poi anche lì vi faccio vedere cosa ho preso. Comunque anche questa mattina è una giornata, non pensavo che fosse, perché è nuvolo
E perché prima di partire, come avete visto, ho passato in terra l'aspirapolvere, ma mi ero messa la tuta per stare più comoda, per passare il pavimento con l'aspirapolvere, e ho sudato 7 camicie. Io mi sono cambiata e ho detto mi metto le maniche corte perché c'ho veramente caldo, e rispetto a ieri la temperatura è più caldina, anche se è nuvoloso, che in teoria verso sera rimettono pioggia, perché questa notte ha ripiovuto, che non pensate che qui non piova ogni giorno, e adesso mettono temporali verso il pomeriggio, vediamo se è vero oppure no. Comunque adesso ritorno e vi faccio vedere quello che ho preso. Prima fermata nel negozietto e ci ho speso 24,40 euro. Allora, ho preso il formaggio, uno è il bastardo del Grappa, se non erro, che era in offerta ed è un mezzano. Poi di qua ho preso un formaggio che è tipo gratta e magna, per capirci, non è proprio grana, però ci assomiglia. Per la prima volta, che non l'ho mai assaggiato, ho preso questo pane artigianale per toast. È la prima volta che lo prendo da loro, e infatti questa sera pensavo di fare un toast con la mortadella o la spadona, se non erro, questo affettato qui piccantino, e un po' di funghi, e o il formaggio tagliato fino, questo, oppure le sottilette. Questa è l'idea della cena di questa sera. E dopo ho preso anche quei pulisci occhiali, una confezione di burro, il pane grattugiato e un po' di pane, questi bocconcini croccantini. E questa è la spesa che ho fatto nel primo negozietto. Al mercato agricolo ho preso quest'altri prodotti. Allora, cetrioli, insalata, ciliegie, il pane, questo qui è pane casareccio, ne ho prese 3, 4 meli e un cappuccio. E mentre dove è finito, se lo ritrovo, eccolo qui, che lo devo mettere in congelatore perché si sta anche sciogliendo. Per la prima volta ho preso da loro il burro, non so se sia buono, pensavo che avesse data di scadenza, ma non c'è, tutto da assaggiare. Il stracchino so che è buono, quello è un formaggio mezzano. Ho preso da loro anche la mozzarella come il burro, è la prima volta e non so se siano buoni o cosa. Nel frattempo sono arrivati 2 pacchi che aspettavo. Questo è da Look Fantastic, questo invece è da Lush. Allora, da Look Fantastic ho preso la palette di questo marchio Iconic London, ed è la mia prima palette. Ho visto ce ne sono altre 2, in totale ci sono 3 palette di questa grandezza sul sito. È un marchio nuovo rivenduto da Look Fantastic. Io ho preso quella più neutra, diciamo, come colorazioni. Ho visto dei video su YouTube e dovrebbe scrivere anche bene come palette. L'unica cosa che sono rimasta un po' così è che Made in Cina, non me lo sarei mai aspettato, Made in Cina, anche perché in totale senza sconto è una palette che costa sui 52-55 euro, qualcosa del genere. Mentre da Lush, in questa confezione con questi bonbon che sono fatti di fecola di patate e mais, non lo so, comunque se ne prendete uno di questi, li mettete sotto l'acqua, si sciolgono. Allora ho preso il shampoo Big, il balsamo sempre Big, e questi sono stati 2 omaggi. Questo è una mini saponetta, questo invece sarebbe un detergente per viso e corpo, che non lo devo ancora aprire, vediamo poi cos'è, perché detergente per viso, viso e corpo. Comunque questi sono i 2 acquisti che aspettavo. Io adesso in teoria non ho in mente di prendere altro via internet,
per il motivo che vorrei aspettare luglio se si muove qualcosa come sconti. Allora vedo che scontistica che c'è un po' in giro sui siti. Per il momento ho preso questo. Mercato agricolo già fatto, adesso sono mezz'ora in anticipo perché volevo fare un giro da Pitarosso, perché mi è arrivato un messaggio che su un articolo con messaggio e carta ti fanno il 30% di sconto, per cui visto che io di solito i sandali li prendo sempre un anno prima perché cerco sempre quelli in cui il piede mi sta più comodo, me li vedo meglio, per cui sono un po' schizzinosa diciamo sui sandali, anche perché avendo il piede magro non sempre trovo quelli che mi stanno bene, spesso trovo quelli che scivolo in avanti e non mi vanno bene, per cui di conseguenza sono costretta a cercare una calzata che mi stia bene. Allora con questo motivo ho iniziato a prendere i sandali un anno prima per l'anno dopo, perché infatti quelli che ho su adesso che sarebbero, adesso non so se riesco a farveli vedere, sto tentando di farveli vedere, che sono questi qui sono un articolo sono articoli dell'anno scorso. Io li avevo presi sempre da Pitarosso, poi li avevo tenuti fermi e infatti quest'anno li ho tirati fuori, per cui come vedete mi anticipo su questo, giusto per trovare quelli che con il piede sto più comoda. Ok, però adesso devo aspettare che aprano. Per quanto riguarda il mercato agricolo ho preso le zucchine con il fiore, che adesso il fiore lo faccio subito con la pastella dolce prima che cambi troppo colore. Poi di qua ho preso dei fagiolini e 3 confezioni di passata di pomodoro. Poi sono passata da Pitarosso, come vi dicevo. Allora avevo o il 30% su un prodotto oppure pagavo il secondo prodotto a meno prezzo al 50%. Visto che questi due sandali non costano molto l'uno, e la ragazza anche della cassa ha fatto i conti e mi ha detto no, ti conviene utilizzare quello dal 50% sul secondo prodotto meno costoso. Di questi due sandali io ci ho dato 47 euro e ne ho preso ben 2 paia, per cui posso considerarmi anche soddisfatta dell'acquisto. Sono di questi modelli qui. Quest'anno rispetto a questo modello che sono modelli dell'anno scorso, questi sono più bassi. La maggior parte che avevano erano così con la parte qui sotto più altina. Allora ho preso sia questo modello che questo, come vedete entrambi sono più altini di quelli che sono abituata, però li ho provati, ho visto che qui davanti non scivolo in avanti, non mi escono le dita camminando, per cui ho deciso di prendere questi due modelli. Per il pranzo di oggi allora ho fatto i fiori di zucca, uno è già sparito che l'ho assaggiato perché non mi fidavo tenerli fino a questa sera perché non li vedevo proprio belli. Con la pasta avanzata ho fatto delle frittelline, cappuccio che mi manca condirlo, e qui ho assaggiato la mozzarella che ho preso ieri sempre a un altro mercato agricolo e vi devo dire che è veramente buona.